E proprio per questo credo che adesso il passaggio importante sia quello di vedere insieme all'avvocato Palermo l'aspetto diciamo concreto giuridico che probabilmente diciamo, ci dà alcune risposte. Allora do la parola all'avvocato Palermo per questa sua relazione. Lingua sarda nello statuto speciale, dallo statuto speciale alla legge regionale sulla lingua. Ma la prima notazione che si ha, la prima notazione che si ha proprio la lettura anche immediata letterale dello statuto sardo è che non si fa alcun accenno al problema del tutela linguistica. In realtà nel momento in cui si è cominciato ad esaminare qual era il nuovo assetto della tutela delle minoranze linguistiche in Italia conseguenti alla pena avvenuta costituzionalizzazione nelle forme che noi conosciamo, lo Statuto del 48, si rilevò subito che l'unica norma che espressamente nella Costituzione prevedeva la tutela delle minoranze linguistiche era l'articolo 6. L'articolo 6 dice che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Ci sono due curiosi episodi che si possono ricordare per capire quale fosse il clima prima culturale che politico del periodo. Uno è quello dell'intervento di Lussu, che proprio nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente chiede che l'articolo 6 abbia questa formulazione, e cioè la Repubblica tutela le minoranze linguistiche, anziché un'altra formulazione che veniva proposta, la Repubblica tutela le minoranze etnico-linguistiche, perché Lussu temeva che l'aggiunta della parola etnica potesse non consentire un domani la tutela del sardo. Un altro elemento pure, che invece riguarda noi più da vicino, perché come mi è proprio capitato recentemente di discorrerne in occasione della celebrazione dei 50 anni del nostro statuto, è che i nostri stessi costituenti sardi non ebbero mai ben piena e cosciente sotto il profilo della necessità di costituzionalizzarla la tutela della lingua. E anzi furono abbastanza tiepidi nel prevedere competenze della regione sull'intera materia culturale, perché, e ahimè anche questo è scritto, si disse che tanto la Sardegna non aveva grandi beni culturali e che quindi non valeva la pena di impegnare particolari risorse in quelle che erano classificate allora con la categoria ministeriale delle belle arti. Essendo noi carenti sotto questo profilo, si diceva è inutile, non ci fu grande pena nel rivendicare particolari forme di competenza su questo profilo. Ben inteso ci pensò lo Stato e la successiva vicenda del depotenziamento del progetto di statuto dei sardi portato in un'assemblea costituente per praticamente eliminare anche queste tracce di competenza che all'epoca si sarebbero potute avere. Nel senso che dall'originario progetto sardista del 10 gennaio 1946, scritto tra l'altro proprio a pochi metri da qua, nella casa di Pino, già in Ostina, che però, ricordiamocelo, per un fatto storico abbastanza unico nei lavori parlamentari, era il progetto dello Statuto sardo, ma era il progetto dell'intera consulta, in quanto l'intera consulta aveva devoluto al Parlamento sardo e ai suoi esperti, come diceva rispettosamente un altro esperto che doveva essere il primo Castaldi dei cattolici, l'elaborazione dello statuto. In questo statuto si diceva questo aspetto veniva tenuto da parte. Non se ne parlò, se ne parlò soltanto come coscienza così che appare in maniera estemporanea negli scritti di qualcuno dei costituenti. Si ammette dell'esistenza di particolari situazioni che dal punto di vista culturale e antropologico ci rendono un po' diversi dagli italiani, ma non si andò oltre. Per uscire dalla Sardegna e per tornare invece per uscire dalla Sardegna e per tornare poi invece al problema più generale della tutela delle minoranze linguistiche in Italia. L'Italia è un paese che ha al suo interno delle minoranze linguistiche, anche se è una verità che viene spesso rimossa.
noi possiamo vedere due ben distinte fasi all'interno del dibattito giuridico. Una prima fase che va fino alla prima metà, diciamo agli inizi degli anni 70, è una fase successiva. Subito dopo l'emanazione della Costituzione, dal complesso appunto delle norme costituzionali, delle norme di diritto internazionale che riguardavano alcune minoranze e poi dalle norme di attuazione, dalle leggi speciali che riguardavano le singole minoranze, era emersa la coscienza che praticamente nella cultura giuridica italiana, che poi quindi si rifletteva anche nella considerazione politica del problema, era emersa la coscienza che la questione delle minoranze fosse essenzialmente una questione di diritto internazionale, che cioè l'articolo 6 della Costituzione andasse interpretato non nel senso della tutela delle minoranze comunque esistenti, in senso naturalistico, in senso obiettivo nel territorio nazionale, ma intanto l'articolo 6 aveva un'operatività in quanto la minoranza fosse assistita da una fonte di diritto internazionale, essenzialmente un trattato, che obbligasse lo Stato italiano alla tutela della minoranza in questione. E questo era chiaro che però creava la primissima sperequazione era fra coloro che appunto, le minoranze che potevano godere di un trattato internazionale che le tutelasse e le altre che non avevano nessuna potenza straniera alle spalle, come ancora si diceva. E quindi questo era un caso che ovviamente toccava immediatamente le due minoranze più grandi nelle militari, quindi essenzialmente i sardi, che pian piano cominciavano anch'essi ad avere coscienza e a pretendere verso l'esterno che questa coscienza diventasse elemento di tutela, e i friulani, ma creava problemi anche per altre minoranze che invece formalmente potevano godere di una tutela di tipo costituzionale derivante da fonti di diritto internazionale. Per esempio le minoranze ladine, che sono più di una in alcune varianti, per alcune varianti linguistiche e territoriali, e che venivano tutelate in maniera diversa a seconda che appartenessero al territorio del Trentino Alto Adige o appartenessero ad altro territorio. Per cui, ancora una volta, fu proprio forse questo il meccanismo che incominciò a far crescere nella cultura giuridica più attenta la coscienza della inadeguatezza della considerazione della tutela soltanto come un fatto derivante da fonti internazionali, ma incominciò a sorgere la coscienza, e veniva accompagnata questa coscienza ovviamente dallo sviluppo degli studi antropologici, linguistici e giuridici sulle minoranze, che vi potevano anche essere minoranze interne, minoranze che non necessariamente traevano la loro legittimazione alla tutela da rapporti di diritto internazionale. Diciamo che questa rivoluzione nel pensiero italiano avviene nei primi anni 70 con un'opera fondamentale di Pizzo Russo, che è le minoranze del diritto pubblico interno, dove finalmente in maniera completamente moderna, completamente nuova e, io dico, e noi diciamo finalmente utile per noi, si comincia a ragionare proprio di minoranze nel diritto pubblico interno e si comincia a individuare nella difficoltà enorme di capire intanto che cos'è una minoranza, perché vi può essere la minoranza etnica, la minoranza linguistica, vi può essere la minoranza religiosa, vi può essere la minoranza territoriale, la minoranza non territoriale, pensiamo agli zingari e così via, potesse individuare dei criteri che in maniera omogenea consentissero di conferire, facessero scattare quasi un minimum rispetto al quale poi sussisteva un obbligo dello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, di dare adeguate minoranze. Pizzo Russo ricorse a quelli che a una suddivisione fra quelle che chiamò minoranze volontarie e minoranze non volontarie. Secondo me in maniera molto brillante, perché disse una cosa che apparentemente è semplice, però si porta dietro molte conseguenze. Sono minoranze quelle che vogliono essere tutelate. E non è una cosa da poco, perché per esempio noi fino a quel momento probabilmente eravamo obiettivamente una minoranza, ma per un fardello culturale probabilmente inadeguato, per uno sviluppo anche della nostra mentalità, rispetto alla mentalità dei sardi, i quali proprio da sardi si consideravano più italiani del resto degli italiani e che quindi non avevano probabilmente maturato
questa coscienza della minorità non come senso negativo ma come senso positivo dell'affermazione della propria identità era un fatto rivoluzionario. Finalmente si poteva dichiarare di considerarsi parte di una minoranza e pretendere la tutela che spetta alle minoranze indipendentemente dalla potenza straniera alle spalle. Finalmente si poteva dichiarare di considerarsi minoranza e di aver diritto a una tutela linguistica indipendentemente dal fatto strettamente nazionale, e cioè infranazionale, e cioè separatista. E quindi l'individuazione di alcune minoranze che hanno diritto alla tutela in quanto volontariamente chiedono, si individuano come gruppo che si autoqualifica minoranza all'interno del suo Stato, che ben inteso può essere maggioranza all'interno del territorio di competenza, ma che rispetto allo Stato di appartenenza è una minoranza, che individua questi suoi criteri di coesione, che nel caso nostro riscopre l'identità e non necessariamente vuol collegare questa identità a un fatto irredentista o a un fatto di collegamento a un altro paese, costituisce la novità del moderno dibattito giuridico della lingua. E perché vi è anche un altro aspetto, che è quello delle minoranze non volontarie, perché potrebbe darsi anche il caso di minoranze che, pur essendo tali, non richiedono la tutela. E questo era l'argomento pericoloso nei confronti di minoranze come le nostre, vivendo in uno Stato, si diceva, vivendo in uno Stato, in un regime giuridico, dove i principali diritti di libertà, di tutela della persona e di libertà di manifestazione del pensiero sono di per sé tutelati, tu non hai bisogno di una particolare forma di tutela. Mentre invece il qualificarsi e pretendere tutela in quanto minoranza volontaria costituisce appunto non semplicemente una ricognizione di quello che si è, ma anche costituisce il presupposto perché scatti l'obbligo dello Stato che nella sua Costituzione, fra i principi fondamentali, mette quello della tutela delle minoranze. Tutela attiva quindi, non semplicemente rispetto che spetta a qualunque altro cittadino. Tutela attiva, qualche cosa di più perché tu sei minoranza. E quindi diciamo questo evolversi della cultura giuridica italiana, grazie dico soprattutto a Pistorusso che queste cose scrisse, e praticò in maniera anche, devo dire, molto militante, anche perché lui sia un toscano, ma è curiosa anche questa cosa, perché anche Sergio Salvi è toscano, eppure a livello diciamo giornalistico, della diffusione, uno dei maggiori amici delle minoranze in Italia e in tutto il resto del mondo. E questo nuovo clima culturale, che evidentemente non poteva soltanto essere giuridico, ma rispecchiava diciamo, la concezione giuridica, come spesso accade, la punta dell'iceberg e delle altre concezioni antropologiche e politiche che vi si muovono intorno, diciamo che incrociò col nuovo clima politico che si stava avendo in Sardegna. Ed è il clima politico anch'esso della metà degli anni 70, che non so, forse qualcuno dovrà ancora scrivere, il terzo volume dell'amico Salvatore non è stato ancora scritto, vediamo come ne verrà fuori. È quello che fu chiamato del neosardismo, dell'anticolonialismo, del sorgere dei movimenti nazionalitari che si affiancavano al sardismo tradizionale, diciamo così. Ed in ossequio a questa, che fu un periodo particolarmente vivace, perché chi lo ha vissuto lo ricorda come un periodo nel quale, per esempio, vi erano almeno 3 giornali bilingui che uscivano con una certa periodicità. Io sto parlando degli anni 75 fino al 79, buono. C'erano almeno 3 giornali bilingui che uscivano con una certa periodicità, c'erano radio che usavano sistematicamente il sardo e per la prima volta appunto si aveva questa forte agitazione popolare sui temi del bilinguismo. E per ritornare alle cose dette da Cuveto poco fa, del bilinguismo e della lingua, non genericamente, sì anche genericamente della cultura, ma la richiesta di tutela era fortemente collegata alla richiesta di tutela della lingua, per le cose che ci ha detto Cherchi, per le cose che ci sono state dette anche da Salvatore, cioè per questa sensazione vera di difendere con la lingua un intero mondo. E poi c'era anche di tutto, perché per esempio i marxisti-leninisti individuavano nei sardoparlanti anche la classe sfruttata da tutelare, per cui insieme alla tutela della lingua c'era anche la tutela di quella classe, e su questo tipo di dibattito si innestavano poi i cultori di sempre della lingua che semplicemente l'amavano e semplicemente
si trovavano in occasioni pubbliche di dibattere su quei temi. Il risultato, diciamo, di questo periodo fu che è un po' uno spartiacque fra la vecchia maniera di intendere la cultura, l'attività politica in favore della lingua sarda del passato e del presente, e la nota legge di iniziativa popolare sulla lingua sarda. Iniziativa che fu lanciata nel marzo del 1977 intorno a un testo di proposta di legge di iniziativa popolare che maturò materialmente nelle redazioni dei 3 giornali bilingui, soprattutto Nazione Sarda, ricordo. Materialmente gran parte di quel testo lo scrissi io, di nascosto dal movimento al quale formalmente appartenevo, non era molto convinto dell'iniziativa all'epoca, e diciamo che feci contrabbando di questo testo, perché fra l'altro io ero fresco proprio da una laurea con Cristo Russo, avevo questa frequentazione, questo entusiasmo che mi veniva trasmesso e che avevo, diciamo, portato qui in Sardegna, che si sposava con la mia antica condizione, non è che le cose avvengano per caso, e si creò, quindi venne lanciato nel mercato del dibattito politico in Sardegna questo testo questa proposta di legge, iniziativa popolare sulla tutela della lingua sarda, che io fotocopio adesso, fra l'altro da un numero delle regioni dell'88 che in maniera monografica si occupa proprio del problema della tutela delle minoranze. E ripeto, era una legge che badava essenzialmente alla tutela della lingua, quindi un fatto strettamente linguistico. Ma perché questo? Perché non si faceva altro che adeguarsi a quello che in realtà è il sistema, era ed è attualmente il sistema più evoluto di tutela costituzionale delle minoranze. In Italia, a parte leggi regionali, quali quelle che magari vedremo brevemente dopo, che sono quelle cosiddette sulla cultura e la lingua dei sardi che noi abbiamo adesso, l'unica che abbiamo in Sardegna, i sistemi di tutela delle minoranze sono essenzialmente 2. C'è il sistema del bilinguismo perfetto e il sistema del separatismo giuridico. Per intenderci, il sistema del bilinguismo perfetto è il sistema, fra virgolette, valdostano, vale a dire che non si fa una discriminazione a prioristica fra i parlanti le 2 lingue diverse, cioè l'italiano e il francese, nel senso che gli uffici sono indiscriminatamente attrezzati per parlare il francese e l'italiano, i cittadini possono indiscriminatamente utilizzare una lingua o l'altra e non vi è un censimento dei parlanti francese in Val d'Aosta che si ripercuota poi sull'organizzazione della pubblica amministrazione della minoranza. È più semplice quindi capire questo meccanismo del bilinguismo perfetto di tipo valdostano, che poi è quello che noi chiedevamo per la Sardegna, se si spiega invece brevemente, non vi annoio particolarmente, con l'altro sistema, quello del separatismo linguistico, che è quello invece del Sud Tirolo. Nel Sud Tirolo invece, preliminare alla tutela dei parlanti tedesco, vi è un censimento di coloro che si qualificano per famiglie come parlanti il tedesco, e su quella base di censimento vengono poi proporzionalmente istituiti gli uffici pubblici, i tribunali, le scuole, gli uffici pubblici, in modo da garantire in maniera separata, formalmente, ma poi con scambi attraverso altri meccanismi di scambio, che la percentuale di insegnanti assunti siano sufficienti a garantire l'insegnamento del tedesco ai ragazzi di lingua tedesca, che vi siano sezioni di tribunale con giudici tedeschi, parlanti tedesco, che garantiscano giudizi in tedesco alla quota dei cittadini tedeschi che hanno dichiarato di volere questo tipo di tutela linguistica e così via. Diciamo che la legge presentata con 14.000 firme nel luglio del 1978 al Consiglio regionale, in un grande pacco portato all'epoca in mano da Eliseo Spiga e consegnato all'allora Presidente del Consiglio, che non ricordo, era Raggio, sì, chiedeva al Consiglio regionale che si facesse promotore presso il Parlamento, considerato ovviamente l'unico competente, perché vi è anche questo grande problema della competenza
sulla lingua, e noi stessi riconoscevamo che allo stato della legge attuale era la competenza solo dello Stato, si facesse promotore di una lingua che consentisse un regime di bilinguismo perfetto per i sardi. Quindi possibilità per i sardi di parlare in maniera indiscriminata, di utilizzare in maniera indiscriminata una lingua o l'altra nell'uso formale con la pubblica amministrazione. Perché è ovvio che di questo si occupa un giurista e si occupa poi colui che voglia vestire di panni concreti la tutela astrattamente solo prevista dalla Costituzione. Perché alla base di questo ragionamento c'è appunto la concezione che la tutela non può essere un fatto neutro che semplicemente tollera. Per questo non c'è necessità di autocostituirsi in minoranza. La tutela deve essere un fatto positivo che crea strumenti, che impegna risorse, che contrasta con l'intervento pubblico di tutela quello che altrimenti diversamente sarebbe il normale destino della lingua minoritaria e, diremo noi, della lingua oppressa, della lingua sopraffatta. E questa battaglia per avere una norma che in termini concreti quindi tutelasse il sardo, ma non per il gusto di complicare le cose agli uffici, ma perché dietro il sardo, dietro ogni parola, dietro ogni costruzione, no? C'è il mondo che quella lingua esprime, c'è quella concezione che quella lingua esprime, sono le cose che ci sono state dette, irripetibili, uniche, che meritano di essere tutelate, che meritano di non essere sottratte al patrimonio internazionale che deve poter godere anche della cultura rappresentata da questa lingua. E quindi, dicevo, siamo nel luglio del 78, quando la legge arriva in Consiglio regionale. Questa legge ha un iter molto travagliato e diciamo non è nel primo dei pensieri dei consigli e delle giunte che si instaurano dal 79 in poi. Si riuscirà, dopo battaglie anche aspre, a fare il famoso articolo unico, siamo nell'82, famoso articolo unico che semplicemente vede una dizione di questo tipo, la lingua sarda a parte di Italia, la lingua italiana, e viene così congelato dal Consiglio regionale che lo avvia a Roma come proposta di legge nazionale di iniziativa regionale. Fu quello forse proprio uno dei primi esempi di utilizzo politico del dibattito sulla lingua. Voglio dire, il dibattito sulla lingua era cartina al tornasole di polemiche fra maggioranza e opposizione, volte non tanto a far emergere i contenuti precisi di quello che si chiedeva, quanto piuttosto e in maniera in alcuni casi apertamente strumentale a costituire elemento di polemica. Credo, mi sto probabilmente attardando molto, però il tema che mi avete dato è questo. Altri momenti importanti che io credo di poter ricordare è l'imboscata del 1989, cioè il tentativo di fare una legge di contenuto diverso e più mirata sull'aspetto della tutela linguistica di quello che abbiamo adesso, portata alla fine dell'89 proprio nel volgere della legislatura della Giunta Melis, che viene impietosamente impallinata dalla stessa maggioranza, con palese, evidenza del fatto che non necessariamente in Sardegna fino a quel momento il dibattito sul progresso si accompagnava, nelle forze del progresso si facevano vessilifere, non necessariamente si accompagnava a concezioni di tutela del sardo, dell'identità dei sardi. Gli anni 90, possiamo ricordarli per quanto riguarda il tentativo di rivestire di forme giuridiche l'uso della lingua sarda come il periodo della battaglia per gli statuti comunali. È una battaglia ancora abbastanza recente, ci fu un impegno personale di molti amici di forze politiche organizzate anche, che rinverdirono la stagione di tavoli e di discussioni e di dibattiti su quella che era la possibilità anche negli enti locali di utilizzare lo strumento statutario per consentire l'uso del sardo nelle assemblee, e sono di questo periodo anche le battaglie dei comitati regionali di controllo, che in alcuni casi impedivano alcune formulazioni. Si è arrivati
all'orlo della causa amministrativa, poi di volta in volta, almeno delle cose delle quali ci occupammo, singoli problemi venivano anche risolti spiegando proprio il contenuto non eversivo, alla luce proprio delle cose che si è tentato di dire, della tutela del sardo, e che quindi anche organi obbligatoriamente ottusi come comitati di controllo riuscivano a comprendere, agevolati in ciò da una novità di tipo legislativo che obiettivamente esisteva, cioè è del 1988 l'articolo 91 del regolamento del Consiglio regionale, che consente appunto l'uso del sardo con una forma un po' limitata, previa traduzione, eccetera, ma che consente comunque, per la prima volta credo in una fonte, veramente forza di legge si scriveva, veniva consentito l'uso del sardo all'interno del Consiglio regionale. Arriviamo al 1000, quindi la battaglia per gli statuti nel corso degli anni 90, arriviamo all'emanazione di questa legge, rinviata ben 2 volte dal governo, adottata a fine 97 nella formulazione che noi conosciamo, perché la legge ormai è abbastanza nota. Non è una legge entusiasmante, non intendo soffermarmi più di tanto, non è una legge entusiasmante né nello stretto tenore letterale che viene usato, né nella filosofia che vi è sottesa. È completamente dimenticata la battaglia per la lingua degli anni 70, degli anni 80 e 90 in questa legge. Non è una legge a tutela della lingua, è una legge a tutela di un coacervo di situazioni vagamente culturali o profondamente culturali all'interno delle quali viene inserita anche la lingua, che viene vista tutt'al più come valore, come espressione di un'identità culturale da tutelare, ma dove la lingua non riesce a emergere come valore in sé e non riesce a emergere come elemento distintivo dell'intera comunità nazionale sarda, e non riesce comunque a emergere come oggetto primario della tutela. Questa non è una legge che pone come elemento primario della tutela la lingua sarda, è una legge che consente anche alla lingua sarda di essere inserita nella più vasta attività che la Regione intende promuovere verso i diversi aspetti culturali che legano insieme attraverso le espressioni dell'artigianato, della cultura materiale, della musica popolare, della parlata, della vita materiale, e con questo io ci metto dentro anche la vita materiale di coloro che parlano italiano, ovviamente, dei sardi. Tant'è vero che in un punto non felice si parla, anziché di lingua sarda, di lingua dei sardi. E comunque è una legge che anch'essa, come tutte le leggi, merita di essere sperimentata. Si tratterà di vedere come, alla luce delle cose che noi sappiamo, alla luce delle cose che troviamo scritte, alla luce delle cose che vorremmo fare, noi riusciremo a darne ai vari livelli che la legge tocca, quindi il livello della scuola, il livello della pubblica amministrazione, il livello dell'associazionismo privato, il livello della stampa. Per cui la gestione dell'attuale legge sarà un fatto che sarà essenzialmente culturale, sarà amministrativo, ma sarà essenzialmente politico, perché ancora una volta io credo che, indipendentemente dal dibattito che la cultura fa sul tema, ed è un dibattito che va continuato, va sviluppato, chi si occupa in maniera tecnica della lingua, io non so fra questi ovviamente, perché come vedete il mio campo è un altro, non voglio invadere campi, dovrà però fortemente collegarsi a un'attività politica, è un'attività politica di governo, nel senso che occorre una forte coscienza da parte di chi governa che uno degli elementi fondamentali del governo della Sardegna è anche il governo della sua lingua, che è il governo poi dell'identità dei sardi ed è in fondo il governo della sovranità dei sardi, se qualcuno ci crede. Ed in questo io vorrei, e questo lo posso fare perché, ripeto, mi posso permettere di invadere il campo con l'incoscienza di chi affronta temi dei quali dichiaratamente dice che non vuole intendersi, non può intendersi. Vale a dire che il problema della normalizzazione della lingua sarda è un problema essenzialmente politico. Scordiamoci che sia un fatto soltanto culturale, è un fatto essenzialmente politico.
Perché tu hai fatto l'esempio di Israele, dove alla base c'è una forte volontà politica di individuare attraverso la lingua l'elemento principale della propria nazionalità. Ma badate che noi l'esempio ce l'abbiamo vicinissimo. E l'esempio dell'uso politico di una lingua a fini di unità nazionale e a fini di sviluppo dell'intera società è l'italiano. Se voi leggete, io lo auguro fortemente, se ci sono studenti qui lo vedono, il lavoro di Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia Unita, voi leggerete che l'indomani dell'unificazione italiana solo il 2% degli italiani parlava italiano, e in questo 2% De Mauro mette anche i toscani, i quali in fondo parlano il toscano, non l'italiano, ma per amor di statistica si riteneva che i toscani parlassero già l'italiano. Il 2% è niente. Lo Stato unitario, lo Stato appena sorto, si crea fra i primi dei suoi problemi, si pone fra i primi dei suoi problemi quello della lingua, e lo risolve in maniera politica, e lo risolve scegliendo fra le varie lingue che aveva a disposizione, e fra queste il francese, che era la lingua materna di chi aveva operato la conquista regia italiana. Solo per fatto politico sviluppa l'italiano e impone l'italiano. Cavour, che era francese di lingua materna, che i suoi diari, le lettere alla madre, li scriveva in francese, la corte, che era francese, utilizza l'italiano male, non lo sa parlare, ma lo parla per un fatto politico. Così come politicamente noi negli anni 70 abbiamo cominciato a parlare anche male il sardo, pretendendo di scriverlo. E allora all'interno di questo fatto occorre che lo sposare dell'esigenza di governo delle intere esigenze della Sardegna non vada disgiunta dal di governare anche il paese. Ci pone la necessità di far parlare ai sardi una lingua moderna che non sia soltanto la lingua del cuore, la lingua che nessuno ci impedirà di parlare fra amici, in famiglia, nella preghiera, ma che sia anche la lingua che consenta di porre il sardo a livello di competenza delle altre lingue moderne. Io invito tutti a venire al prossimo convegno che si farà a Nuoro, credo l'8, il 9 o il 9-10, non lo so, non voglio prendere la responsabilità delle date, informatevi bene, dove si dimostrerà che questo problema che noi abbiamo adesso in Sardegna, e quindi questa disperazione delle varianti, di quale sardo adottare, cioè, è un problema comune a tutte le lingue moderne, e lo hanno risolto unendo insieme le migliori coscienze della cultura e le migliori buone volontà della politica. Occorrerà un momento nel quale si dovrà avere una sintesi. Questo è l'invito che io faccio, ripeto, anche agli amici che maggiormente si occupano di linguistica e che tendono forse, non so se indipendentemente dalla parte e dalla passione politica che li anima, ognuno a portare una visione particolare. Bisogna arrivare a una forma nella quale non ci si lanci in faccia che il sardo è diviso, perché il sardo è diviso come sono divise tutte le lingue, come è diviso l'italiano, come sono divise le lingue moderne. Però uno è il livello colloquiale al quale noi non rinunceremo mai, l'altro è il livello formale al quale dobbiamo lavorare tutti insieme. Quindi a me sembra che un convegno come questo, al quale io spero di aver contribuito, diciamo, con questo taglio che mi è stato chiesto, abbia questo scopo, cioè questo scopo di fortemente raccomandare a tutti quanti si occupano di lingua sarda che questo avvenga nella maniera più moderna e nella maniera più utile alla generalità dei sardi, dando a tutti questi sardi regole certe all'interno di una banda di oscillazione che gli specialisti troveranno quello che è di tolleranza, ma che i sardi abbiano veramente la coscienza di utilizzare una lingua nuova, moderna e loro nazionale.